24 Mattino. L'Italia si desta. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci, sono le 8:16, vogliamo parlare di attualità politica, lo facciamo con il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, che è con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. E c'è da dire Presidente del Veneto, pure da ieri ho scoperto anche Presidente di Euregione Senza Confini, cioè una regione creata, una regione virtuale se vuole, però Presidente, con Veneto, Friuli e Carinzia. Perché c'è la necessità di mettersi insieme anche con una regione straniera? Ma mi passi innanzitutto una battuta: a costi zero nuovo Presidente, c'era già qualcuno che si fa gli schiumoni mentali. Ah, non guadagna niente, non guadagna niente. Guardi, noi ci mettiamo assieme, abbiamo già un primo risultato che è il finanziamento del corridoio Baltico-Adriatico, e quindi la possibilità di portare le merci che entreranno da Suez nel nord Adriatico e da lì via ferro o via gomma andare al Mar Baltico. E l'Europa dialogherà sempre di più non con gli Stati Uniti d'Europa, ma con i cantoni d'Europa, quindi con delle macro aree. Il tema è che le nostre istanze verranno portate direttamente dalla Euroregio Senza Confini, che non avrà solo Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, ma già in fase di ingresso c'è la Slovenia e poi da luglio anche l'Istria. Ma quindi cos'è? C'è un messaggio chiaro, se vuole, a Roma? Come dire... Ma guardi, le istanze che arrivano all'Europa debbono sempre essere mediate dagli Stati centrali e i risultati si vedono. A volte gli Stati centrali restituiscono risorse comunitarie perché le programmazioni non sono poi compatibili con i territori. Noi siamo convinti che fare da sé dà sicuramente ottimi risultati. Questo comunque non mette in discussione dal suo punto di vista, diciamo, l'unità nazionale? Ma guardi, assolutamente no, oltretutto l'Euroregio Senza Confini è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, però c'è da dire che, come dice George Lukács, che io ho avuto modo di conoscere, che è uno storiografo, a 90 anni vive negli Stati Uniti, lo storiografo di Churchill, dice che il futuro d'Europa sarà l'Europa dei cantoni col modello della Svizzera. E un cantone che è il nostro sta già prendendo vita. Però vede che così, insomma, se quello è il futuro a cui lei aspira, o comunque secondo lei il futuro ideale, in qualche modo è un po' incompatibile con un'unità nazionale degli Stati che conosciamo in questo momento. No, non direi proprio. Nel 1948 Einaudi, presentando la Costituzione, diceva che ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Il problema è che questa Costituzione, che è autenticamente federalista, è stata gestita in maniera centralista. Quindi il problema dell'unità o della secessione non lo crea la politica oggi, lo creano le imprese. Dal Veneto se ne sono andate 700 imprese verso la Carinzia, perdendo 13.000 posti di lavoro. Forse a Roma qualcuno sta dormendo. È per questo che lei ieri ha dichiarato la Carinzia non è il nemico, semmai, il nemico tra virgolette, semmai il nemico è più a Roma che in Carinzia. Guardi, io provo l'imbarazzo di un governatore che lascia 18 miliardi di euro di tasse all'anno a Roma per sentirsi dire che il pasto che io pago in ospedale al mio paziente di 6,5 euro in giro per l'Italia, ovvero al sud, viene pagato fino a 60-80 euro, piuttosto che la siringa 6 centesimi in Veneto e 25 centesimi al sud. Allora, se noi dobbiamo dare le nostre tasse per vedere questi sprechi, diciamo basta. Ecco, dire basta, che cosa significa? Cioè il passo successivo? Gli chiedo, per esempio, lei personalmente è favorevole al referendum sull'indipendenza del Veneto, che è un tema che anche è approdato alla Regione, in Consiglio regionale? Ma assolutamente sì, guardi, qualora fosse democraticamente convocabile il popolo per un referendum, il tema che pone la Catalogna ad esempio, che sta ponendo e che avrà referendum la Scozia, vuol dire che in democrazia i cittadini possono esprimersi. Non capisco quale sia il problema. Se è democratico fare un referendum, sarà altrettanto democratico rispettare la volontà del popolo. Diversamente sarebbe se non fosse democratico, ma se non fosse democratico, mi perdoni il bisticcio di parole, non avrebbe nessun effetto. Ma secondo lei è compatibile per esempio con l'attuale Costituzione, o sarebbe bloccato da una Corte Costituzionale un referendum sull'indipendenza del Veneto? Ma guardi, attualmente non è compatibile, però altrettanto è vero che l'Europa va in tutt'altra direzione, parla di autodeterminazione, prova ne sia che abbiamo già degli esempi, a parte la Scozia, ma la Gran Bretagna non è ancora pienamente, non è nell'euro, ma è assolutamente in Europa, e quindi questo va considerato. C'è la Catalogna che sta avviando anche in solitaria un altro progetto,
Però io direi, guardi, lascerei questo pensiero, sarà mica possibile che potremmo applicare i costi della pubblica amministrazione del Veneto e avremmo a livello nazionale un risparmio di 28 miliardi di euro. I padri del federalismo dicono che il federalismo unisce, è centripeto, il non federalismo è centrifugo, quindi il problema non è nostro, è di Roma che non fa le scelte. Senta, se conquistaste la Lombardia con Maroni, voi avete detto possiamo creare un asse, diciamo, dal Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fare questa macro regione del nord, ma tenere il 75% delle tasse al nord non è un po' una buttata da campagna elettorale? No, guardi, io penso che sia una legittima difesa. Quando le dico che il pasto nel mio ospedale, io ho una sanità che chiude in attivo da quando ci siamo noi in regione. Ecco, il pasto nel mio ospedale viene pagato 6,5 € come le dicevo prima e al sud viene pagato 60, 70 fino a 80 euro, sono dati del Ministero della Salute. A me sembra che è inutile dare tasse del Veneto, tasse del nord a chi spreca, e questo è il dato di fatto. Se i costi standard significano 28 miliardi di risparmio, che sono più di un terzo dell'interesse sul debito pubblico, vuol dire che prima di tassare noi, di portare via tasse ai nostri territori, è bene costringere qualcuno a non sprecare. Però la Lega non deve fare un mea culpa, voi siete stati anche al governo, cioè queste cose che vanno cambiate da Roma, non siete riusciti a cambiarle anche voi? Guardi, le faccio solo un esempio. I costi standard sono lì sul tavolo del Presidente del Consiglio Monti dal giorno in cui si è insediato e sono l'eredità che la Lega ha lasciato. Se Monti avesse applicato i costi standard avrebbe avuto 28 miliardi di euro all'anno a disposizione, il che significa una grande manovra, e sfido chiunque a dire che questo non è vero. Se c'è oggi un paese nel quale comunque si parla di federalismo è grazie a noi, se c'è comunque un paese nel quale si parla di legge obiettivo, ovvero si sono fatte le infrastrutture, è grazie a noi, quindi dico all'accordo Lega-PDL, ma questi sono solo alcuni dei risultati. Se vuole un giorno facciamo una trasmissione e le dico tutto quello che No, abbiamo perché fatto. però lei dice Monti non l'ha fatto, ma non l'avete fatto anche voi prima di Monti, cioè cosa è mancato secondo lei nel poterlo fare in quei 3 anni e mezzo che avevate al governo tra voi e Berlusconi? Beh, guardi, in quei 3 anni e mezzo sono stati fatti tutti i lavori per i costi standard, significa cartografare in maniera minuziosa e certosina tutti quali sono i costi standard, ad esempio della sanità. È stato fatto attraverso una società pubblica ed erano pronti all'applicazione. Abbiamo fatto i decreti per il federalismo, piacciono o non piacciono, quello era il percorso da fare. Poi la Lega non è che andava a Roma con il 51%, nella mia assemblea di condominio se non hai il 51% fai le proposte e devi sempre cercarti una maggioranza se vuoi dare la dipintura alle mura di casa. Le piace Berlusconi, che è vero è alleato con voi, ha abbracciato Maroni, però ha anche detto se la Lega fa scherzi a livello nazionale noi facciamo cadere le giunte regionali, anche il Veneto. Non è la prima volta che lo dice, le piace questo modo di far politica? Ma guardi, io non conosco il contesto nel quale è stata detta questa frase, per cui evito ogni commento. Dico semplicemente che a casa mia, ovvero in Veneto, se l'amministrazione va a casa non va a casa per scelta delle segreterie di partito, ma va a casa perché il sottoscritto manda a casa tutti quando ci sarà il momento nel quale non saranno rispettati i patti con i cittadini, perché per me vengono prima di tutti i veneti. Quindi non crede che i rappresentanti del Popolo della Libertà seguano facendo cadere la giunta un diktat che viene dalla presidenza nazionale? No, guardi, io ho un ottimo rapporto con la mia maggioranza, una maggioranza coerente che sa benissimo quale sia la sfida per il Veneto, un Veneto delle 600.000 imprese e purtroppo attualmente di 162.000 disoccupati, molti dei quali giovani. Queste sono le vere sfide, non quella di correre dietro le segreterie di partito. A proposito di livello nazionale, lei teme l'ondata di Beppe Grillo? Le chiedo anche un giudizio su Beppe Grillo, perché il Veneto è una delle regioni su cui si decide, sul premio di maggioranza al Senato, si parla di anche possibile erosione di consensi di uno storico feudo della Lega a favore del Movimento 5 Stelle. Lei ha questo timore? No, guardi, io penso che farà sicuramente un bel risultato. Non faccio parte della schiera della politica che ha come abitudine sempre contestare gli avversari. Non sono convinto che chi vota Grillo vota un altro partito che non sia il mio sia un babbeo. Dico che se qualcuno porta via consenso vuol dire che occupa degli spazi che qualcun altro ha lasciato liberi. E qui ci sono degli spazi che sono quelli dell'antipolitica, del rigore, della buona amministrazione,
che avevano diritto a delle risposte non sono state date. Cioè, lo scempio che abbiamo visto a livello nazionale è una cosa vomitevole ed è giusto che i cittadini comunque si indignino. Votino anche così. Ho da fare 2 domande economiche. La prima è questa: lei ha proposto, dopo la vicenda Montepaschi-Siena, ha fatto un appello proprio Zaia a chi, e glielo chiedo, di ricomprarsi Antonveneta, cioè dall'acquisto di Antonveneta molto ci sarebbe dietro la famosa tangente, la famosa questione del 5%. Lei ha proposto ricompriamoci Antonveneta dai toscani. Ma cos'è, una battaglia quasi di bandiera oppure è un progetto fattibile? No, guardi, il mio intervento nasce da una domanda. Mi hanno chiesto quale fosse la mia idea rispetto a un'eventuale dismissione dell'asset Antonveneta dal gruppo Montepaschi. Ho detto, qualora fosse sul mercato, auspico che torni in mani venete. A me non sembra di aver detto un'eresia. Antonveneta lavora con la raccolta in Veneto, quindi raccoglie i risparmi dei veneti, delle imprese, delle famiglie venete, impiega in Veneto, e penso che l'idea di riportarli in mani venete possa essere una buona idea. Ma è un auspicio o qualcosa di, cioè c'è qualcosa, un appello che fa, o è un auspicio che insomma uno si può auspicare tutto? Beh, insomma, siamo di fronte a una quotata e le posso solo dire che è un auspicio. È un auspicio. Sul caso Finmeccanica davvero la Lega non c'entra nulla. Maroni ha detto quereliamo chiunque ci tiri in ballo, però insomma i rapporti tra l'ex amministratore delegato Orsi e uomini dei vertici della Lega, anche lo stesso Maroni, sembrano rapporti comunque di persone che si conoscono, di amicizia consolidata, almeno dalle intercettazioni pubblicate sui giornali. La Lega non ha nulla a che vedere col caso Finmeccanica, secondo lei? Guardi, io di questa partita non ne so assolutamente nulla. Mi fido del mio segretario e sono convinto che quello che dice il segretario è l'assoluta verità. Quindi crede assolutamente in questo? Non c'è che... Guardi, io non posso dirle altro, anche perché dalla regione ho ben altro da seguire. Questo sì. A proposito di regione, parlano però di una Lega questi ultimi giorni un po' divisa in Veneto, ci sarebbero varie correnti, è così, oppure adesso lei si deciderà che è tutto unito, che sono poche persone che hanno annunciato anche non voteremo più Lega, anche un consigliere regionale. Lei la vede una Lega divisa o unita? Ma guardi, io le dico che c'è stata sicuramente confusione, perché poi è stata anche riportata pubblicamente di qualche esposto o qualche denuncia. Dico che oggi dobbiamo lavorare pancia a terra e far capire ai cittadini che l'obiettivo non è quello della campagna elettorale, ma è quello di lavorare e con serietà di continuare rispetto al nostro core business, come si direbbe, no? Che è quello di portare autonomia e federalismo. Del resto noi ci siamo dati uno slogan che è prima il Veneto, e questo slogan deve essere rispettato, quindi non prima Tizio o Caio, ma prima il Veneto. Mi dica un'ultima cosa per concludere. Io sono stato Prego. in Veneto di recente, ci sono molti imprenditori che si lamentano giustamente perché per le tante imprese che muoiono per crediti, cioè lo Stato che non paga le imprese, anche le pubbliche amministrazioni, anche le regioni in tutta Italia, i comuni. Lei cosa farebbe? Cosa proporrebbe come prima cosa per ritrovare le risorse da pagare i giusti crediti che vantano la pubblica amministrazione? Guardi, la mia regione paga 249 giorni di media, il che è una schifezza autentica. Lo fa non per inefficienza, ma perché abbiamo il patto di stabilità che ci impone di avere i nostri soldi, ovvero 1 miliardo e 300 milioni di euro, depositati presso la Tesoreria Unica a Roma, e non per pagare le fatture ai nostri artigiani. Ciò detto, c'è anche da dire che i nostri imprenditori soffrono non solo per le pubbliche amministrazioni, perché purtroppo con la crisi qui in Veneto c'è anche un nuovo malcostume, che è quello di imprenditori che non pagano altri imprenditori, e questa purtroppo è una triste novità. E quindi la mia soluzione che propongo da sempre è quella di sforare il patto di stabilità, cioè di pagare a prescindere dalle leggi, ma se lo faccio da solo, se lo fa qualche comune da solo, ci sarebbero solo penalizzazioni nei trasferimenti. Se lo fanno 581 comuni del Veneto assieme alla regione, è una vera rivoluzione gandhiana. Io la ringrazio, buona giornata Luca Zaia, grazie per essere stato con noi, governatore del Veneto, della Lega. Noi ci fermiamo e tra pochi minuti, anche col vostro contributo 800 24 0024, la domanda che vi poniamo è questa. Allora, avete deciso se votare e avete deciso per chi votare? Perché pare che a 4 giorni dal voto ci sia una marea, qualcuno la identifica come un elettore su 3, non sappia ancora
se andare domenica e lunedì a votare e nel caso per chi mettere la famigerata crocetta sulle schede. Ne parliamo di questo, è il popolo degli indecisi, tra pochissimo.